Andiamo a intervistare il goleador della giornata, Davide Piroli, nostra vecchia conoscenza, devo dire, quindi sono particolarmente felice che tu abbia fatto questa tripletta. Ho appena detto con Nahuel che non meritano sicuramente l'ultimo posto in classifica, il Montevideo Precalcino, perché è una squadra, secondo me, buona, sono giovani, molto giovani, quindi hanno dei cali di concentrazione. Cosa mi puoi dire di questa partita? Quanto avete giocato e quanto vi siete divertiti? Ma intanto buonasera a tutti. No, niente, noi sappiamo che il nostro obiettivo è la salvezza. Oggi era una partita importante perché in casa è importante insomma, fare prestazioni importanti, far minutaggio, perché per noi comunque questa è una prima parte di campionato che è un po' più come preparazione per noi, no? Però sicuramente è importante fare prestazioni di questo genere eh, perché dà morale, perché siamo sicuramente un bel gruppo, ma insomma la strada è lunga. Montecchio è una buonissima squadra, ma sappiamo che insomma le due è un campionato molto equilibrato, quindi noi possiamo giocare con tutti e proveremo insomma a fare del nostro meglio e ottenere la salvezza che è l'obiettivo insomma. Sì, hai ragione, nel senso che la Coppa Italia non è certo un obiettivo raggiungibile da Requaro. Il campionato in ogni modo per me è equilibrato, quindi non è che mi auguro la vostra promozione in A1, però sono convinto, visto anche il gioco che riuscite a sviluppare, come vi comportate in campo, che un buon campionato lo porterete a casa. Sì, sì, come ho detto prima, adesso per noi questo sono tutti minutaggi in più, la partita riusciamo a tenere un po' il ritmo un po' più alto e niente, sappiamo che siamo all'inizio e lavoreremo sodo come facciamo in settimana per poter raggiungere l'obiettivo. Io sono convinto che possiamo farcela, poi sicuramente è la pista che dice la verità, insomma. Ringrazio Davide, ringrazio tutti gli ascoltatori e i telespettatori, vi saluto, un saluto anche da parte di Davide. Buonasera a tutti, grazie.